Oggi è la 22esima giornata nazionale della colletta alimentare, un'iniziativa che è stata accolta molto calorosamente dalla città di Agrigento e in particolare qui abbiamo uno dei volontari, Ferdinando Barrale. Oggi è la 22esima giornata nazionale della colletta alimentare, anche a Agrigento, come in tutte le altre parti d'Italia, è stata recepita questa iniziativa. Sono circa 20 anni che lo facciamo ad Agrigento, abbiamo assistito centinaia e centinaia di famiglie durante il corso degli anni. L'obiettivo della raccolta è quella di condividere il bisogno della povertà, del cibo, per condividere il senso della vita. Infatti il motto della colletta alimentare è quello: dona la spesa a chi è più povero, perché condividiamo il senso della vita. Abbiamo raccolto 18 punti vendita ad Agrigento, tutto ciò che verrà raccolto durante questa colletta alimentare verrà riconsegnata alle associazioni che operano direttamente sul territorio di Agrigento. Il nostro obiettivo è a livello siciliano quello di raccogliere 800.000 pasti in un giorno, mentre invece da un punto di vista agrigentino quello di superare l'obiettivo dell'anno scorso, quello di raccogliere 12 tonnellate di cibo che verrà consegnato nel giro di un mese. Quante sono le famiglie assistite in tutto ad Agrigento? La famiglia assistita tra enti, associazioni, parrocchie sono più di 400. Girano naturalmente, non sono sempre quelle fisse, però sono numerosissimi enti, circa 18 enti con numerose famiglie assistite. Ma i dati circa le famiglie assistite sono un numero crescente oppure un numero che va diminuendo? Purtroppo bisogna dire che le famiglie assistite vanno crescendo perché effettivamente la povertà è aumentata in Italia e anche nella nostra città, e quindi sempre più famiglie magari che hanno, come dire, una povertà nuova raggiunta, nel senso che hanno difficoltà non tanto magari a pranzare, a mettere insieme il pranzo con la cena, ma anche a pagare le bollette o arrivare a fine mese, per cui anche gente che prima riusciva a sostenere la famiglia adesso ha bisogno di un aiuto, e noi siamo qua per questo. Chiara Dinolfo, un'altra volontaria, dici qual è la risposta da parte dei cittadini a questa iniziativa? Ma devo dire che finora la risposta è stata buona, nel senso che ci sono state diverse persone molto disponibili, molto gentili anche a fare questo atto comunque di carità, anche di umanità nei confronti dei più bisognosi, anche se vi sono delle persone che magari sono passate un po' più indifferenti. Ecco, sarebbe bello riuscire a muovere anche la coscienza di queste persone, comunque fare in modo che anche loro facciano un piccolo gesto per chi ha più bisogno di aiuto. Come primo calcolo, quali sono gli alimenti che avete di più raccolto, anzi, quali beni di prima necessità? Sicuramente la pasta è la cosa che maggiormente ci è stata fornita, ma anche il pelato, i legumi, comunque il cibo in scatola è quello che invece maggiormente è mancato, e anche il mangiare per i bambini purtroppo avrebbe maggiormente bisogno.